Bella raga e benvenuti in un nuovissimo episodio di Bumpy Ride, un gioco del 2007 che lo stiamo giocando nel 2026 perché siamo in ritardo di 19 anni aggiungerei. Ma comunque rimaniamo umili. Signori, in questo episodio affronteremo la nostra prima boss fight. Quando ero piccolo non c'ero mai arrivato e non riuscivo a farla. Giocarla oggi mi fa capire quanto cazzo ero scarso da piccolo. Vi ricordo che potete sempre supportare il canale con i mi piace, con i punti hype se vi piace la serie, quindi potete spingerla, boostarla, farla raggiungere a più persone, potete iscrivervi al canale che a voi non costa niente, no? Mi supportate, mi aiutate, vi compaiono i nuovi video, attivate la campanellina, porca puttana. E potete anche abbonarvi pure con un solo euro per supportare canali piccoli come il mio, se vi piacciono i contenuti, se vi piacciono queste serie che porto, il mio modo di intrattenervi, tutte ste cose, dai che siamo tutti fratelli qua, vogliamoci bene, porgete l'altra guancia, cazzo. Buona visione. Ed eccoci qua signori in un nuovissimo episodio di Vampire Ride. Continuiamo da dove ci siamo salutati dopo aver procurato le armi in quell'edificio. Adesso continuiamo la nostra missione, sono curiosissimo e spero che questo episodio, questo gioco vi stia piacendo. Ah minchia, dobbiamo raggiungere il primo camminatore, il primo diciamo che si è trasformato in un figlio di puttana. Without sufficient intel or support, getting in won't be easy. Switch to thermal mode. As you can see, the target's protected by Nightwalkers. È protetto da altri walker. But do so with extreme caution. Do I make myself clear? Like crystal, Captain. Sparate solo se necessario, raga, per me è sempre necessario, scusami. Io mi cago addosso, devo fare fuoco per forza. Non ho altra scelta. L'ambientazione ancora rimane. Dovrebbe essere un passaggio sotterraneo nelle vicinanze, dice. Pieno di pezzi di merda, aggiungerei. Il passaggio sbocca davanti all'edificio in cui si trova il primo camminatore. Vabbè, l'abbiamo capito, dai, non rompere il cazzo. Signori, ancora questo gioco ci regala queste ambientazioni, queste immersività da panico. Da soli, con la nostra squadra, che ci ha appena fanculizzato, direi. E siamo qua. Vabbè, saranno qui nel furgone, tutti. E poi abbiamo il nostro furgone qua del delivery. Un fast food praticamente. Ma noi lo usiamo come centro di comando, no? Ma va bene così. Allora, dobbiamo raggiungere appunto quel segnalino lì. Ovviamente possiamo sempre esplorare un po' dove cazzo vogliamo. Ci sono vari posti. Qua ci sono tipo le munizioni. Che armi abbiamo? Non abbiamo un cazzo. Vabbè, ma se andiamo di qua, raga. Che poi questi sono tutti. Cioè, la città, il mondo di gioco è sempre quello, no? In base alle missioni ci spostiamo e facciamo altre operazioni. Però fondamentalmente non è che tipo siamo in zone. Sai, sbucano dai tombini, non me lo dire. Questa colonna sonora, raga, da panico ogni volta. Allora, io vorrei salire, ovviamente, Il problema è che sto stronzo spero vada avanti. Perché se questo stronzo non va avanti, signori, abbiamo un bel problema. Tu vai avanti, vero, bro? Guarda lì che sta osservando il gran cazzo. Ah, sono due. E io pensavo che era tipo l'ombra fatta male, raga. Tipo un Oddio. Stavo camminando troppo velocemente. Panico totale, panico totale. Madonna, si è girato. Ma che culo. Ci leviamo dal cazzo, fratello. E siamo qua sul tetto, siamo. Allora, qua mi dice che c'è qualcosa. Potrebbero esserci munizioni. Sì, 30 colpi per l'assalto, ci sta. Di qua possiamo passare, sì. Si scende così. Mamma mia, poi questi tetti, questa atmosfera così. Guarda che bello, raga. Guarda qua. Guarda qua la puttanella col tatuaggio pure. È un vampiro? Non è un vampiro. Ma no, sei una puttanella e basta. Che cazzo stai facendo qua in mezzo al demonio? Oh, una medaglia a caso. Attenzione, la medaglia d'onore abbiamo trovato. Ma io direi di. Cioè, non saprei dove andare a questo punto. Allora, o si scende, proviamo a salire lì su quel tetto. Però la direzione è. No, aspetta, secondo me abbiamo fatto una grande cazzata a scendere qua. Ci sarà magari un'altra strada. Ma è qua il passaggio, infatti. Guarda, c'è la mia squadra qui. Vediamo se riesco a fare una cosa. No, non lo fa. Come faccio io ad andare dalla mia squadra? Mamma mia, ragazzi, ha un gioco di visuali da panico. Ma mi sa che devo scendere, raga. Devo solo stare attento a sto stronzo. Proviamo a farcelo. Sì, vabbè. Sua madre è proprio la regina di tutte le puttane.
Vabbè, ma fondamentalmente non eravamo lontani. Ho svoltato l'angolo e c'era il filmato. Adesso gli sparo. Cosa sono questi vampiri? Porca puttana. Voglio provare a esplorare un attimo qua sopra. Vediamo se riesco a trovare, che ne so, magari troviamo il cecchino, tipo cose che possono aiutarci, no? Potrei colpirlo da... No, sali. Porca miseria. Stai qua sul bordo. Potrei colpirlo da qui, sto stronzo. Vediamo se riesco, eh. Cazzo di movimenti fa, raga? Non lo capisco. Perché si muove così a saltellare? Sì, vabbè, raga, questo è immortale. Aspetta. Guardalo. Va bene. Ce l'abbiamo fatta, raga. Mamma mia, ma comunque sono troppo forti, eh. Posso buttarmi senza un minimo di rispetto? Oh, vabbè. Mamma mia, signore. Di un altro livello qua. Di un altro livello. Allora, in teoria quelli non mi vedono, quindi io passo liberamente da qua. E poi, vabbè, non c'è bisogno di salire sul tetto. Tecnicamente posso girare e basta. Incontrerò comunque i miei compagni, no? Buonasera, uomini. Dove cazzo sbuchiamo qua? A caso, raga. Oh, nelle fogne, le nostre care vecchie fogne. Sento il carilone lì, c'è la bambina? Di nuovo sta cazzo di bambina. Eh no, relativo dobbiamo preoccuparci. Oh, mi dà il pompa. Eh no, sottoterra ci sono, raga. Quello è sbucato dal tombino. Ah, appunto. Tutte e due qua. E che voi non avete nemmeno lontanamente idea di quanto sia scomodo muoversi con la visuale in questi giochi. Cioè, proprio incredibile. Andiamo a questo. Aspettiamo qui. Cambia la colonna sonora. Adesso questo gira. Guarda lui come lo traca. C'ha il wallhack. Non so. Oh, speriamo che qua troviamo dei colpi per il pompa. No, colpi per la pistola. Ma che cazzo me ne faccio? Un uomo, qua la strada è chiusa. Andiamo di qua. Guarda come mi aspettano. Che cazzo mi miri, Kelly? Guarda che sono un tuo amico. Salta. Ce l'ho fatta. Se saltiamo nel momento giusto, raga, evitiamo di cadere in acqua. Oh, mi ha dato 3 munizioni del pompa. Si chiama Bellamy. Bellamy M3. È sempre il pelato con la giacca rossa, eh. Questo ce lo ricordiamo bene. Oddio, scusami. Va bene. Va bene così, ricarico, eh. Qui non c'è nulla, dobbiamo passare sempre da qua. Cos'è? C'è sempre il solito tubo? Sempre il solito tubo. No, fammi passare a me. Sì, ce l'ho fatta, raga, ho fottuto. Comunque non vorrei dire una cazzata, raga, ma noi abbiamo un coltello dietro. Non è che abbiamo i coltelli, quelli lì, per eliminarli furtivamente. Non vorrei rischiare, sai, ad andare dietro ad uno. Allora, di qui non c'è un cazzo. Qua sembra ci siano munizioni per il pompa, tra l'altro. Da qui non si può passare. Guarda come la guarda proprio la serratura da vicino. Dovremmo fare il giro. Capo, ogni suo desiderio è un ordine. Per me non ci sono problemi. 5 colpi. Perfetto, abbiamo 2 caricatori completi. Ok. Sono altri stronzi che poi hanno un effetto tipo di non so cosa intorno a loro, no? Porca puttana. Sì, scusami. Minchia, non gli ho fatto niente. Oh, no, dietro. Madonna, raga, avevo paura di prendere l'acido. Quindi qua l'hanno sfondata, possiamo andare, capitano. Fammi trovare qualcosa. Minchia, i colpi per la pistola, raga. Io non ho idea di cosa serve questa pistola. La posso sparare ai miei amici, buon uomo. Oddio, capitano. Ah, si abbassa la testa quando gli sparo. Beh, potente allora, direi. Penso da qui saliamo in superficie, no? Mamma mia quanto è brutto. Ma cos'è il primo? Sembra avere una chiave. Lo freddiamo, è l'unico modo che conosco per prendere la chiave a una persona. Any scream made by a Nightwalker when you kill it could alert the other Nightwalkers in the vicinity. The best way to avoid that is to sneak up behind your intent and take it out. Ah, con il coltello. Bene, sappiamo già come si fa, capitano. However, keep in mind that the blade can only be used for a given number of times. Anche là sopra. Use it only when necessary. Pieno di puttanelle. Che cazzo ci fa quello lì?
Vabbè, abbiamo capito, raga, è pieno di guardie. 9 coltelli però ci ha dato, eh. Ce ne segniamo uno lì, uno qua e uno qua. Io, personalmente, raga, li eliminerei tutti, così evitiamo ogni tipo di problema. Vero, pelato di merda? Sì, ma raga, diventano tipo 1 metro più alto almeno, quando si trasformano. Adesso sta fumando sotto la pioggia. Adesso tecnicamente ne abbiamo 7 di coltelli. Tu non ti giri, vero? Non fai l'infame, perché sennò mi cago addosso, tu lo sai, vero? Che devi stare bello buono così. Veloce! Ok. Quello che ha la oh, c'è la puttanella lì. Io ho paura che mi vede. Ok, fortunatamente no. Qui c'è pure un palo per salire. Non vorrei che ci fosse invece qualcuno qua sopra, eh. Un po' di cagarello. Guarda, lì ce n'è un altro. Ah, questo è giallo pure. Che cazzo vuol dire che è giallo, raga? Non vedo nessuno, eh. Speriamo non facciano cazzate. Oh mio Dio! Mi vede? Proviamo? Madonna, raga, è tutta piena di tatuaggi nel culo questa. Che culo. Dammi dei coltelli. Cos'è che ho preso colpi per... Ah, ho trovato un colpo per il cecchino. E allora aspetta, ci eliminiamo questo. Secondo me è il problema più grande. Eccolo qui. Oh, aspetta. Madonna, raga. Penso che hanno visto, no? Hanno visto che ho ucciso. Ma... Ah, è lui. Porca miseria. Quello dovevamo freddare. Allora, volendo ne sono rimasti pochi, ragazzi. Solo la ragazza e questo. Se riuscissimo a farci questo, però, sarebbe il top. Però ci proviamo, eh. Ci proviamo, figlio di puttana. Ok. Ma è morta. Ah, forse... No, vabbè, raga. Forse se uccidiamo l'arancione è quello che ha trasformato gli altri e quindi muoiono di conseguenza. Non ne ho idea, però abbiamo la tessera. Ok, mettiamo la tessera e siamo dentro. You two ready? Lloyd, remember what you said about the sweet odor in a city populated by Nightwalkers? I think I smell it now. Un odore I'm dolce. opening the door. You know, there's this nice cafe that I know. Maybe you can buy me breakfast there tomorrow morning. Ma di che cazzo sta parlando, raga? Ah, l'abbiamo finita così. Minchia, grado C. Ma vai a cagare che abbiamo fatto il panico. Ma cosa stai dicendo? Minchia, missione 9, raga. Sterminio. Vorrei dire. Ma che minchia è questo? Sono tutti uguali di solito, però quello lì è diverso. Guarda la nostra squadra. Guarda, tutto pompato, tutto palestrato. È un bar. It's the Prime Walker. Ah, il primo è quello Open fire. tatuato. There's too many of them. Porca puttana, Hanson. You almost bought it, Hanson. What are you doing here? I ran an acoustical analysis and verified that this building is soundproof. È insonorizzato? They probably want to make sure nobody hears the screams of the victims. I thought you'd like to know that any gunfire won't be heard outside this building. Cos'è? You came all the way to tell us that? Okay, thanks, Hanson. Now get back to your post. Come on, let's È go. strano, raga, è strano Hanson. Perché è venuto fin qui per dirci sta cagata? Poteva dircelo via radio, manco il rischio. Stava mandando a puttane tutto. Uccidi il primo camminatore. Cioè siamo nel covo, tipo questo bar, raga. Guardate, loro tipo stanno qui. Ma quanto è bello, raga. Non c'è musica. Si aprono ste porte, eh? No? Ma io qua vedo... Captain? Yeah, Hanson, what's up? I took a closer look at the interior layout. There's a manual control for the building's sprinkler system. Get to the point, Hanson. I'm talking artificial rain, sir. Right, Ah, that una just pioggia might dull the artificiale. Nightwalker's Potrebbe attutire i senses. sensi dei You'll camminatori. find the valve Sta. on the far side of the second floor. Okay, Lloyd. Make your way to the second floor and give me some rain. Kelly and I will set up our little package. Perfetto, vabbè, dobbiamo Ready, Kelly? attivare tipo questa Right pioggia behind you, finta. sir. Sono dietro di lei, signore. Cos'è questa canzone poco atmosferica?
Allora, ma io potevo andare indietro. No, non si può andare indietro. Vabbè, sono nelle altre stanze ste munizioni, raga. Guardate che bello. Siamo... Ah, non è un bar. Ah no, è un bar, raga. Il loro bar. Guardate che belle queste icone neon degli anni 2000. Allora, stiamo attenti perché qua... Oh mio Dio, sua madre, quella grande madreperla. Allora, uno mi sta guardando, quindi cosa faccio? Vieni qua, pezzo di merda. Vieni qua. Ma quanto siamo scarsi, signori? Ma quanto siamo scarsi? Obiettivo, raggiungi quel punto. Bella cagata. Guarda, ce n'è pure uno là sopra. Dai, fatti i cazzi tuoi, fratellone. Avrai altro da fare. E poi tecnicamente ci stiamo guardando, ma lui non mi sta vedendo. Ah, ce n'è pure uno là dietro, guardatelo. Non me lo segna. Questa musica che è un mix di atmosfere incredibile. Che siamo saliti. Qua mettono la musica, si ubriacano, raga. Ah, vedi i camminatori, adesso questo qui si è girato praticamente, C'è questo qui. Allora io dovrei averceli i coltelli. Posso eliminarlo furtivamente questo. Però mi sa che mi vede l'altro. Cioè ho paura che mi veda l'altro. E almeno questo qui ce lo eliminiamo come Dio comanda. Hai capito? Figlio di puttana. Allora, dov'era quell'altro che poteva guardarmi? Non ne ho idea. Minchia, ma qua ce n'è addirittura un altro. Oh cazzo. No. No. Mi prendono da qui? Non lo so se mi prendono, raga. Sono tutti incazzati con la vita. Non lo so se possono perdere le mie tracce, raga. Non ne ho idea. Sono buggati, tipo. Sono 3. Sono morto, raga. Non ho manco colpi. Ah, stanno attaccando i miei compagni. Aspetta, aspetta, che io ho trovato qua dei colpi. Quello è buggatissimo. No. No, 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 sta salendo. Oh cazzo, si è buttato. Porca puttana, raga, mi sa che non doveva succedere. Madonna, sono impazziti, raga, dalla visuale. Ce l'ha di nuovo con i miei amici, ok. Non so, forse dovrei aiutarli? Vabbè, se lo fanno, dai, se lo fanno prima o poi. Perfetto, se lo sono fatto. Mamma mia, raga, non ne ho idea di come abbiano fatto, ma... Va bene così, signori, la missione era andata a puttane, ma in qualche modo... Guarda qua. Ok. Oh, minchia, finalmente un bel po' di colpi. Ricarica. Ricarica, Lilo. Ah, già ricaricato. Mamma mia, che visuali di merda. Apri la valvola. Oh, tecnicamente c'è questa pioggia artificiale adesso a coprirci un po'. Ok. Sembrano confuse. Una mina ultravioletta. Stiamo attaccando i dominatori notturni. Vieni qui prima che puoi. Va bene, raggiungiamo allora i nostri amici. Ovviamente occhio perché potrebbero esserci 60... Ah, stanno proprio guerra aperta, raga, ormai, Ma io ne vedo uno. Oh mio Dio. Dai, salta. Ma guarda te. Come faccio a... Ah, li hanno fatti, penso, Arrivo, arrivo, ragazzoni, arrivo. Oh cazzo. Mio Dio. Basta sto cazzo di acido che hanno. Madonna, raga. Non è facile con questi comandi. Ricarica, ricarica, bro. Ce la facciamo? Madonna. Vabbè, questo c'ha pure il fucile. Kelly, follow me. We'll take out the ones up top side. Yes, sir. Lloyd, you take care of the ones here. Come faccio? Cosa faccio? Edward. È una boss fight. Scusa, ma tu puoi prenderle queste mine, Forse prende le mine. Ah, prende danno se prende le mine, ok. Oddio, sta correndo, aspetta.
Ah, ma lui è quello della copertina. Guarda caso, raga. Questo qui che dovrebbe essere il più tosto è l'unico che cammina, tipo. Perché se no sarebbe impossibile. Da una parte, raga, ci sta, Adesso corriamo un attimo. Che poi lui ha il fucile ma non spara. Ok, adesso che ho finito le mine cosa faccio? Mi attacco? Veloce! Scappa, forse c'è... Aia! Aia, oh, ma come cazzo è possibile? Come cazzo lo faccio? Allora, aspetta, lui no... Aia! Ah, se mi allontano troppo spara! Ed eliminiamo nella prima fase. Lui si trasforma. Facciamo giro giro tonto, quanto è bello il mondo, trallallero trallallà, guardalo là. Gli spariamo così. Stessa situazione, giro 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 tonto, quanto è bello il mondo, trallallero trallallà. Aia. Ma non si fa niente, raga. Penso debba salire, raga. Non credo inizi a sparare, Non credo un cazzo. Ok, raga, se io salgo sopra da loro mi aiutano? Non ne ho idea. Dov'è? Ma da dove mi spara? Buon uomo! No, no. No, no, ci sarà... Sarà un trucco. Aspetta. Aspetta. Ma come cazzo lo devo fare? Non ci sono più altre mine. Come lo uccido? No, non ho altre armi. Aia, Dio santo. Mi hai fatto cagare in mano. E ora? A parte il calcio in culo, dico cosa devo fare. Ah, allora mancava una mina. Ma vaffanculo. Usa questa. Mi dà altre mine. Fallo prima, testa di cazzo. Vabbè, allora ce la possiamo fare. Aspetta, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, stesso giro. Aia, minchia, sei duro il tuo stronzo. Ok. Schiva, 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 schiva. Dai, minchia, raga, è velocissimo. Ok. Vieni qua, prendi la mina. Cazzo. So this is the Prime Walker. Okay, let's get out of here. Mamma mia, signori, che boss fight è stata. C'era proprio il suo modo di... Potevano farla un po'... Vabbè, è un gioco vecchio. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ucciso il primo camminatore. Però è fighissimo, raga. Ancora rompe il cazzo, e ora? Ok, mi nascondo. Aia. Uno tu e uno io. Captain, Hanson here. Mamma mia. The motion detector shows no sign of any Nightwalker activity. I guess we can go home then. Hanson, contact the Colonel. Tell him we've completed the operation. Hold it. Not so fast. What is Come it, non c'è Kelly? fretta. There's another Nightwalker. C'è un altro camminatore notturno. Right now. Are you sure? Kelly's right. I just boosted the detector's tracking range. I can confirm there are Nightwalkers there. That means Van Dyke wasn't the only Prime Walker. I've got headquarters online, patching it through.
This is Dixon. I've been tracking your communications. I'm changing the parameters of this operation. Ci scassi i coglioni però, colonnello. Walker in the area designated as point E9. You gotta be joking. We've got no idea how many of them are out there. There's no way that... You got your orders, Captain. Dixon out. Where are you, Kelly? She's still tracking the Nightwalker. Kelly, were you listening? Headquarters wants us to take out every last Prime Walker in the area. So much for breakfast. I'll stay on the trail of this Nightwalker. Ah, ce n'è più di uno primo camminatore. This one will report to its Prime Walker. Okay, stay on it. We'll catch up with you. If Ah, you're right, adesso ho I wanna be there to capito. take out the Prime Walker. The odds are slim, but it's the only lead we've got. Let's hope for the best. The fate of this city, not to mention our necks, are riding on your walker. Try not to lose it. Yes, sir. Kelly out. Praticamente il primo camminatore è il primo di una grande serie di camminatori che magari ha trasformato. Quindi magari questo qui era il capo di tutti quei camminatori lì. Pensa. What happened to Edward? Was it an accident or was he terminated? We are still investigating. Questo è proprio all'aria di Is essere there un any vampiro, chance that the government is involved? I haven't heard anything from our friends in Washington. You've checked the AIB? And the CIA, ODC, FBI, and every... Ah, mamma mia, che è la regina di tutte le gnocche questa, scusami. Avete visto proprio quelle tette in primo piano? Si sono viste proprio così, spudoratamente. Che cazzo è questo? Questi saranno i capi proprio... capi dei vampiri, no? Cos'è? Is your scar bothering you? Mamma mia, che con quale proprio pudore. E questo è tipo 7 metri alto, raga, già di su, e non è ancora The cycle trasformato. of the sun and the full moon draws near. Questo mi dà quelle vibe di Itachi Uchiken, raga, non so perché. Quindi questi sono proprio i 3 boss dei boss, fondamentalmente, eh. Signori, io direi che per questo episodio ci salutiamo qui. Nel prossimo episodio partiremo all'inseguimento, presumo, di queste qui. Penso ci avviciniamo alla fine del gioco, ma di solito queste serie durano un 6-7 episodi massimo di loro. Questo potrebbe anche arrivare a 5. Detto questo, signori, mi raccomando di lasciare un mi piace. Ringrazio a tutti per il supporto e alla prossima.